Con Gianmario Dettori, il responsabile del direttivo, chiaramente da Dinamo Lab Banco di Sardegna, abbiamo raccontato tutta una stagione regolare che adesso vedrà il suo epilogo con la disputa, essendo sesti in classifica, dei play-out. Ti aspettavi qualcosa di più da questa formazione oppure va bene così, Gianmario? Non mi aspettavo di più, mi aspettavo di disputare un buon campionato. Purtroppo la formula della Serie A del basket in carrozzina è questa, cioè chi non partecipa ai play-off fa i play-out. Per cui niente, siamo arrivati sesti e dobbiamo ancora giocare questo turno supplementare per conservare la Serie A. Becchiamo Varese e insomma giochiamo la prima partita fuori, la seconda in casa, speriamo che il pubblico ci dia una mano perché ne abbiamo bisogno, perché chiaramente tutti vogliono stare in Serie A, per cui troveremo un avversario molto agguerrito. Gianmario, ultima domanda, abbiamo visto che sono arrivati fin da Guspini, quindi diciamo che la promozione per quanto riguarda il basket in carrozzina sta continuando a dare i suoi frutti, perché questi sono, abbiamo visto partite davvero incredibili con gesta importantissime degli atleti in campo, credo che già di per sé sia un piacere. Ma il basket in carrozzine, io lo dico sempre, è una disciplina splendida, una disciplina che ti prende esattamente come il basket in piedi. Chi viene a vedere le partite come me e te lo sa, per cui penso che questi ragazzi di Guspini oggi abbiano vissuto già da stamattina incontrando i giocatori e poi stasera assistendo alla partita, abbiano vissuto una giornata un po' diversa, un'esperienza che probabilmente ancora non avevano avuto modo di vivere. Spero che questa iniziativa si ripeta ancora con altre scolaresche, in maniera tale che questa disciplina possa entrare dentro le scuole, possa essere conosciuta dai ragazzi e possa essere magari anche seguita. Ci sono nazioni in Europa dove si riempiono i palazzetti per vedere le partite di basket in carrozzina, perché sono veramente uno spettacolo da seguire, da vedere.